dimostrando la propria innocenza, cioè che non sia affatto ciò che sembra, c'è la possibilità di fermare Israele in modo che l'Iran provi la propria innocenza. Quindi aprite le porte e fate vedere al mondo intero cosa c'è sotto quella montagna, di cosa si trattasse e cosa stesse accadendo in quel luogo. Ovvio e normale che dopo la manifestazione di anticipo di protezione ci sia la disponibilità da parte dell'Iran di mostrare al mondo la propria vulnerabilità e che ci sia il ritiro immediato per quanto riguarda Israele sull'Iran e anche per quanto riguarda Gaza. Quindi la fine è un accordo, una fine, ma l'Iran deve dimostrare a tutto il mondo che ci sia stato un fraintendimento, un eccesso di prudenza. Quando c'è il cambio di regime e c'è la disponibilità di prendere atto che sta cambiando la prospettiva e i progetti per uno Stato, c'è anche la disponibilità che un coinvolgimento da parte di altri continenti sia possibile, ma in maniera diplomatica e in modo del tutto umanistico e nuovo. Intendo che da parte delle più facoltose esperienze vissute in passato di tutti i continenti, con le colonie, con le varie posizioni che si sono affrontate cercando e non traendo mai vantaggi verso quegli stati che poi sono diventati indipendenti, anche i conquistatori devono trovare un modo per redimere la composizione che c'è in Iran. Il conquistatore si deve fermare e deve esserci la successione e la disponibilità da parte dei continenti di dare vantaggio a chi ha predisposto una urgenza che è bilaterale, con un incontro dove Netanyahu incontra i vari continenti.
per esprimere una tregua con poi una pace per tutti e la fine di ogni inconveniente. Questo deve terminare in modo che dia a tutti la possibilità di essere la luce del sole, tutti schierati in modo di definire con diplomazia e con un trattato e una stesura dove tutti si impegnano a dare consenso a chi si ferma. Baratto, un po' qua, un po' là, un po' a me, un po' a te, un po' su, un po' giù, un baratto. Ciao ciao!